Amici motociclisti, siamo all'aeroporto di Linate. Pensate, più una volta c'era uno spazio dove noi motociclisti, per non intasare il traffico, per risparmiare spazi, per non arrivare con la macchina, arrivavamo con la nostra bella moto, la Vespa, lo scooter, il motorino, dico bene. La parcheggiavamo qua, E vabbè, passa, prendevamo il l'aereo. nostro aereo, ritornavamo il giorno dopo, 2 giorni dopo, riprendevamo la moto come si fa in tutti i parcheggi a Milano. Esatto, Cioè, con le moto, no? Con le moto a Milano, la macchina, a Milano uno prende la macchina, la parcheggia e paga il parcheggio. la moto, Giustamente, no. la moto la parcheggia e non paga. Poi ci assumevamo il nostro rischio, nel senso, lasciare qua la moto in uno spazio libero, magari di notte arrivava qualcuno, te la rubava, era un rischio. Ma cosa è successo? Che gli attenti dirigenti della SEA hanno fatto i conti e hanno pensato: ma come 50, 100 moto parcheggiate lì e quindi potenziali soldi, Esatto. denaro, perché la sete di denaro è un'arsura che non ha pace. Quindi hanno pensato di realizzare un parcheggio per le moto con le sbarre che costa la modica cifra di 1,50 euro all'ora oppure 6 euro al giorno. Però attenzione, ci sono le telecamere, guarda, fai vedere che ci sono le telecamere, vedi le telecamere, infatti potete vedere è un'area videosorvegliata. Però la rilevazione che è effettuata dalla SEA è per fini operativi di tutela e controllo del patrimonio aziendale, cioè non delle moto. Quindi cioè, se ti aprono il bauletto o ti rubano la moto e ti fregano il casco, se ti va bene ti rubano la moto, loro però se per caso viene qua uno, non so, e sega questo cartello, allora sì che incappa in sanzioni, perché questa qui però è patrimonio aziendale. Quindi in sintesi cosa succede? Che adesso il motociclista, se vuole venire a Linate, cosa fa? Deve sganciare. Quindi noi da motociclisti cosa possiamo Però dire? ti devo correggere, perché la SEA non lo fa per soldi, lo fa per incentivare il traffico a Milano, perché loro hanno questa... Hai ragione. O per far usare il taxi, vedi, il tassista, non lo poveretto, fanno, deve non lo guadagnare fanno anche per lui. soldi, Quindi lo noi motociclisti veniamo in questo modo puniti. Esatto, perché... Volevi mica venire a Linate a lasciare la moto gratuitamente No. lì, ma sei pazzo? Adesso devi sganciare. Ecco, poi ti correggo su un'altra cosa che hai sbagliato. Tu hai detto 6 euro al giorno. No, perché se tu invece che tenerla 24 ore, la tieni come me 24 ore e 5 minuti, ne paghi 12. Non è che paghi 7,50 euro, paghi... Infatti l'esempio è questo qua. Io e Mangoni siamo arrivati ieri, io alle 13 meno 1 e per fortuna ho pagato alle 13 meno 1 e infatti pago 6 euro, non so se si vede, 6 euro, ore 13. Mangoni purtroppo è arrivato alle 12,49 e sono uscito alle 13,01. E quanto paga? 12 euro. Cavoli, quindi i tuoi 12 minuti successivi sono costati 6 euro. Esatto. Grazie SEA, noi ti vogliamo veramente bene. Ringraziamo anche il Comune di Milano, peraltro, per averti dato l'appalto di questo spazio, che veramente hanno fatto bene. Grazie, grazie. In rappresentanza dei motociclisti milanesi che Ringraziamo vogliono... la SEA. Grazie. Grazie, Siete SEA. forti. Ciao. Grazie, E continuate ciao. così. Continua, guadagna. Beh, però scusami, si dovevano pagare il radar di terra. Scusa, Ecco lì scusa, dove, perché ti ricordi che non ce l'avevano, è successo un casino. Adesso, grazie al nostro contributo, forse ce l'avranno. Ciao. Ciao.